avuto un buon riscontro di pubblico e di visitatori la 18ª Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi che si è svolta lo scorso 15 maggio. Soddisfazione viene espressa dall'amministrazione comunale attiva che, con una sua nota precisa, come avendo verificato le cifre e i numeri emersi dalle presenze turistiche, ritiene che l'appuntamento di Santo Stefano è diventato uno dei momenti più importanti di valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari e per il turismo rurale e relazionale dell'area dei Sicani. Diversi e tanti momenti che hanno reso viva e variegata la giornata, che ha visto la partecipazione di tanti turisti arrivati da diverse parti della regione e di tante aziende agricole e zootecniche, commercianti del settore, del Galsicani Distretto Rurale di Qualità, dell'Istituto Alberghiero Pirandello di Bivona, della Consulta Giovanile, partecipanti al Cooking Show, delle associazioni Sicania Folk, Non più soli e una mano per, degli artisti Ilaria Bordenga, Roberta Scramuzza, Carmelo Rappisi, per Giuseppe Giunta, Sal Calciatore e della Hornet Band. Diversi anche i momenti di enogastronomia e di degustazione con il maestro pasticcere Santi Palazzolo e lo chef Fabio Potenzano. Siamo con il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, per trattare un bilancio della 18ª Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici stefanesi qui a Santo Stefano. Un evento che ha visto la partecipazione di tanta gente, ben riuscita. Sì, direttore, una partecipazione veramente straordinaria. Noi siamo orgogliosi stamattina di aver organizzato questa iniziativa che vuole essere un momento di promozione del territorio e non soltanto un momento di festa. Devo dire che non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa, tantissime persone della zona del Palermitano, dell'Ennese, del Nisseno, dell'Agrigentino, quindi una straordinaria partecipazione, ma devo dire poi una straordinaria partecipazione dei nostri produttori, dei nostri allevatori, che hanno portato avanti un aspetto su cui noi ci teniamo tanto, la qualità dei prodotti. Ho visto degli stand di altissima qualità, ho visto prodotti di altissima genuinità, si conferma quello che è il nostro DNA. Non a caso abbiamo vinto il miglior pecorino DOP 2015 con delle aziende che oggi sono il fiore dell'occhiello, sono delle eccellenze del nostro territorio. Sindaco, è una manifestazione che ha visto vari momenti, con anche la partecipazione di chef di un certo livello come Santi Palazzolo, Potenzano della RAI, ma anche l'impegno dei tanti alunni della scuola alberghiera e anche di tanto volontariato, quindi diciamo c'è stata anche questa presenza nel territorio. Assolutamente, noi abbiamo pensato quest'anno come amministrazione comunale di avere un ampio respiro, perché oggi più che mai bisogna parlare, lei era presente ieri sera, ho visto alla presentazione del nuovo PSR, dobbiamo parlare di territorio, dobbiamo fare sinergia, mi riferisco al GAL che è uno strumento importantissimo, mi riferisco al distretto lattiero caseario, mi riferisco anche a tutte le istituzioni, ecco perché la presenza anche dell'Istituto Alberghiero Luigi Pirandello di Bivona, ecco perché la presenza anche di grandi chef. Noi con poche risorse abbiamo cercato di far veicolare un'immagine del territorio che vuole andare oltre il recinto localistico. Ecco la presenza di Fabio Potenzano dalla trasmissione Detto e Fatto di Rai 2, di Santi Palazzolo da Gheo Engheo, che ha presentato la Sfinge di San Giuseppe con la crema di ricotta di Santo Stefano. Oggi la crema di ricotta di Santo Stefano è un prodotto di nicchia che sta veramente prendendo piede non solo nell'ambito locale ma anche nell'ambito nazionale. La crema di ricotta oggi è un prodotto veramente che sta per essere veicolato da grandissime pasticcerie, da grandissime nome. Ecco perché abbiamo avuto la presenza di grandi nomi per veicolare meglio il prodotto, così come la presenza di Fabio Potenzano che nel pomeriggio delizierà i palati e i visitatori con delle ricette che unisce il dolce e il salato, quindi la presenza dei formaggi e del caciocavallo, ma soprattutto del nostro pecorino di Santo Stefano, il nostro pecorino DOP. Ma Santo Stefano non è solo formaggio, ricordiamolo, è anche natura, trekking, voglia di camminare, una grandissima villa, siamo qui a fare l'intervista, questo vuol dire che si va avanti, Santo Stefano va avanti, quali progetti futuri, Sindaco?
Santo Stefano va avanti individuando un percorso chiaro. Il percorso è quello della ricettività del turismo relazionale e il percorso chiaro è quello del turismo religioso. Perché? Mi spiego meglio. Il turismo relazionale noi stiamo portando avanti, devo dire con successo, già abbiamo 29 privati che hanno dato la disponibilità dell'albergo diffuso Quisquina, il sano e quieto vivere di paese che ormai viene ricercato, abbinato con la bontà dei nostri prodotti, con la bontà della nostra acqua, con la bontà dei nostri paesaggi. La Villa Comunale è un esempio, ma mi faccio citare l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, con l'itinerario Rosalie che collegherà Monte Pellegrino con l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, tutto incardonato nella magica atmosfera del Parco dei Monti Sicani. Ecco, tutte queste bellezze paesaggistiche, naturalistiche la fanno da padrone e sono questa è la carta vincente su cui vogliamo puntare e su cui vogliamo lavorare. Santi Palazzolo, chef qui alla CISE Santo Stefano di Quisquina, ci proporrà la terza edizione del Cooking Show dal Giovani Chef a Confronto, coordinato dalla Consulta Giovanile. Sì, sarà una dimostrazione sulla Sfingia di San Giuseppe, ma ce ne parlerà meglio proprio lo stesso chef. Buongiorno a tutti. Sì, oggi prepareremo un dolce che è storico, un dolce della tradizione della pasticceria siciliana, la Sfingia di San Giuseppe. Una Sfingia di San Giuseppe che era un dolce che prima si faceva solo per l'occasione proprio della festa di San Giuseppe, perché era in fondo un dolce molto povero. Poi è chiaro che, come tutta la pasticceria siciliana, ha acquisito una notorietà nel mondo e una notorietà soprattutto dettata dalla qualità delle materie prime, e oggi siamo qui a presentare questo dolce utilizzando la ricotta, che è un formaggio tipico di Santo Stefano di Quisquina, che è di un prodotto di altissima qualità. Chef, intanto una valutazione di questi eventi, quanto sono importanti per la promozione e lo sviluppo del territorio anche in chiave turistica? Ma guardi, noi abbiamo un patrimonio di materie prime che sono eccezionali, sono uniche al mondo. Noi esportiamo i pistacchi, le mandorle, i limoni, anche la ricotta in tutto il mondo, e quindi noi non possiamo non essere testimoni di questa bellezza e di questa fortuna, di questa qualità, non facendo partecipare gli utenti, i turisti, le persone che affollano le nostre pasticcerie, ma anche i nostri paesi nel periodo estivo, facendo assaggiare loro le nostre specialità, perché il dolce siciliano è l'unico dolce che è legato a una tradizione e a una cultura. Ecco, la ricotta la fa da padrone, no? Ma la ricotta in tutte le pasticcerie richiama quasi il 60-70% della produzione. È chiaro che la ricotta deve essere una ricotta che deriva da un latte locale, che deriva da una produzione artigianale, sempre seguendo le norme di HCCP, le norme di igieniche, però mantenendo quella inalterata qualità che è caratteristica del nostro prodotto. Ecco, la Sfingia, le tradizioni di questa Sfingia che è buonissima, è una tradizione siciliana, ecco, ci parli brevemente della storia della Sfingia. Ma la Sfingia, come dicevo poco fa, è un dolce poverissimo, è un impasto di farina, di strutto, acqua, sale e uova. Deriva questo nome proprio per la sua forma, è una forma amorfa, non è una forma che assomiglia un po' alla spugna, e quindi deriva dal romano spongia, che significa proprio spugna. Ecco, questo sta a testimoniare come uno dei dolci tipici siciliani ha origini antichissime, come tutta la pasticceria siciliana. Poi oggi darete qui una degustazione della Sfinge. Certo, oggi faremo la parte finale della produzione, faremo la frittura della Sfingia, poi faremo la farcitura con la crema di ricotta, e quindi utilizzando ricotta di Santo Stefano di Quisquina, e delizieremo tutto il folto pubblico, che vedo già abbastanza numeroso, con questa delicatezza. Un'altra funzione che ha la sagra è quella di far conoscere i luoghi, i paesaggi. Noi abbiamo qua dei punti che sono favolosi, come la chiesa del XVI secolo, come la fontana del Piazza Castello, dove più o meno siamo intorno al XVII secolo, e non parlando poi del territorio tutto, perché praticamente offre tantissime alternative, dalle corse in mountain bike alle passeggiate con i cavalli, e poi non dimentichiamoci il prodotto che è quello per la quale si fa la sagra. Sono prodotti che ormai sono conosciuti ovunque,
c'è la famosa crema, la crema di ricotta, che ormai non si limita solo nella nostra Sicilia, ma bensì dico, ormai è un prodotto che viene richiesto tantissimo all'estero perché hanno apprezzato il valore del prodotto. Quindi non solo formaggi ma anche tanta natura qui a Santo Stefano, un motivo in più per venire. Un motivo in più per venire. Poi ricordo un'altra cosa, che ci stiamo lavorando e siamo già a buon punto per quanto riguarda anche l'itinerarium di Santa Rosalia. È un itinerario più o meno in 180 km che sarà quello che unirà come percorso religioso Monte Pellegrino con l'eremo della Quisquina, che è un altro posto favoloso. La consulta che ruolo sta avendo all'interno di questa sagra qui oggi a Santo Stefano di Quisquina? Una sagra che abbiamo visto particolarmente apprezzata, considerando anche i tanti visitatori che stiamo vedendo assistere, appunto. La consulta giovanile per il terzo anno consecutivo ha proposto il Cooking Show. Si tratta di uno show costituito da giovani chef stefanesi che si mettono in gioco nella preparazione di dolci tipici, per cui donando una piccola somma potete, oltre ad assaggiare questi fantastici dolci, contribuire ad una raccolta benefica di cui poi la consulta giovanile si occuperà. Già negli anni precedenti abbiamo compensato il fondo Sabrina, che è un fondo che mira ad aiutare dal punto di vista delle cure mediche le famiglie stefanesi. L'anno scorso abbiamo pagato una serie di buoni per la mensa scolastica. Quest'anno la consulta giovanile, a secondo delle esigenze del paese, provvederà anche qui con una donazione. Quindi non solo cibo, gusto, enogastronomia, ma anche solidarietà. Assolutamente sì, questo è uno dei punti fondamentali su cui la consulta giovanile punta tanto, quindi vi invito e invito chiunque ad assistere al nostro Cooking Show. Anche quest'anno la sagra si è proprio caratterizzata, come l'anno scorso, come un evento particolare, non solo un evento di folklore o di mera degustazione, ma è un evento proprio di valorizzazione, che punta alla valorizzazione del prodotto tipico locale nostro, che è il formaggio, e tutti i prodotti caseari. È stato importante anche la manifestazione di ieri sera, la presentazione del PSR da parte del GAL Sicani. Questo proprio ha inserito la sagra in un contesto molto più ampio di sviluppo del nostro territorio. È un progetto di valorizzazione dei nostri prodotti per tutelarli nel mercato globale, dove bisogna difenderli dall'agropirateria. E questa manifestazione e l'accoglienza quest'anno, ripeto, è servita soprattutto anche a questo, ci ha dato consapevolezza che il prodotto è apprezzato, che quindi bisogna rilanciarlo, che quindi bisogna incentivare le imprese a produrre e a trasformarlo, è proprio in linea con gli obiettivi del PSR, proprio il PSR Sicilia, che è il progetto proprio di finanziamento e di attuazione dei fondi comunitari, prevede tra gli obiettivi strategici l'incremento della competitività dei prodotti agricoli. E tra gli obiettivi, uno degli obiettivi è proprio la promozione della trasformazione e della valorizzazione dei prodotti locali, del formaggio. Quindi siamo perfettamente in linea con la programmazione europea e adesso dobbiamo fare di tutto per intercettare i fondi, per utilizzarli e creare sviluppo per questo nostro territorio. Cosa sta preparando? Siamo qui alla sagra del formaggio a Santo Stefano di Quisquina. Come si fanno queste cose? Come si preparano? Posto semplicemente mischiando insieme margarina, acqua, sale, zucchero, un goccino di limone e farina. Una volta mischiato il tutto, incorporare le uova una alla volta naturalmente, se no è un po' come una maionese, impazzisce, e friggere in abbondante olio caldo. Come potete vedere aumenteranno il proprio volume una volta che sono cotte. Si possono gustare con zucchero e miele, no? Zucchero e miele no, in questo caso sono zucchero e cannella. A proprio piacere comunque si possono riempire con ricotta. Ci spiega qual è la ricetta per fare i ravioli, no? Sì, ci va all'incirca un 900 grammi di farina, un 120 di zucchero, poi va messo 120 grammi di strutto, un po' di vaniglia e 4 uova, impastati con il vino, principalmente con un vino liquoroso. Poi vanno preparati con la ricotta, farciti, chiusi e fritti e viene data una spolverata di zucchero a velo. Ecco, particolarmente apprezzati, no?
Sì. Perché molte le richieste? Sì, sì, di qualsiasi cosa veramente. Sono Luca e siamo qua con un show per fare le cassatine con pasta reale, ricotta e pan di Spagna al fondo, che viene poi ricoperta con glassa reale e sopra messa la ciliegina rossa per spezzare i colori. Questo è un impasto di pasta reale fatto di zucchero semolato, farina di mandorle e acqua. È fatto completamente al naturale, solo con questi ingredienti. Poi viene impastato, fatto raffreddare, ripassato con lo zucchero a velo, poi viene messo in frigorifero, fatto riposare e dopo un po' di tempo, circa qualche ora, viene fatto a panetto e utilizzato per fare cassatine. Là abbiamo la cassata grande, che viene fatta con un pan di Spagna al fondo, pan di Spagna sopra e a girare sono degli spicchi di pasta reale e pan di Spagna alternati per fare i bicolori. Sopra gli verrà messa una glassa reale quasi trasparente per sbiadire il colore del pan di Spagna e sopra ancora viene messa una glassa bianca e sopra viene decorato con frutta candita a pezzi. Quanto importanti iniziative come queste e qual è il ruolo di Slow Food all'interno di questa manifestazione? Allora, l'obiettivo di Slow Food nello specifico per il territorio locale è quello di far conoscere i prodotti che sono tipici del nostro territorio, identificarli, far conoscere la qualità da un punto di vista alimentare, far conoscere anche le caratteristiche da un punto di vista organolettico e della sicurezza alimentare di questi prodotti e quindi fare in modo che, essendo più conosciuti, possano avere degli sbocchi di mercato e quindi possano assicurare anche occupazione per il territorio. Una manifestazione che sta avendo un buon riscontro anche quest'anno? Sì, certamente il riscontro a me pare che sia sempre crescente, anche perché c'è sempre una maggiore attenzione, anche non solo da parte di altre regioni, ma da parte dei siciliani stessi, per riscoprire il territorio, non solo il territorio delle coste, ma anche il territorio dell'interno e quindi conoscerlo in tutte le sue sfaccettature, sia da un punto di vista naturalistico, sia da un punto di vista di quelle che sono le peculiarità della produzione locale. E Slow Food fa proprio questo. Far conoscere il nostro artigianato e lobbistica. Perché è un settore molto importante nel nostro paese, perciò è bene divulgarlo per dare un input sia a livello commerciale sia a livello di immagine del paese. Cosa esponete, cosa offrite oggi? La nostra associazione oggi offre sia prodotti del riciclaggio della carta, e questo è hobbistica, poi ricami che si erano un po' persi nel nostro paese come il punto spugna, i gioielli di Chiacchierino, manufatti di punto croce e ricami vari. Qual è l'apprezzamento che state ricevendo? Ottimo, buono. Noi esponiamo formaggio un po' di tutto, dal pecorino fresco, semiduro, stagionato e poi formaggio a pasta filata, sarebbe la scamorza, mozzarella, e caciotta e caciocavallo, sia fresco che stagionato. Cosa ci aspettiamo? Aspettiamo che il nostro prodotto, che è un prodotto genuino, di qualità, che venga valorizzato, conosciuto, perché indubbiamente il prodotto è di qualità e bisogna farlo conoscere indubbiamente. Chi lo assaggia resta contento veramente. Ecco, sta andando bene la sagra, la gente sta apprezzando? Sì, indubbiamente, c'è un'ottima affluenza, le persone, io faccio l'assaggio, le persone mi fanno i complimenti e restano contenti. Qual è l'articolo più apprezzato? Ma il pecorino semiduro, direi, sì, pecorino semiduro, un po' di tutto, però un po' di tutto, ecco. Mungendo le pecore con tanti sacrifici. Si è portato qua il latte, abbiamo messo il latte nella latina, si ci mette il quaglio, che il quaglio è dalla panzarella dell'agnello. Dopo mezz'ora nasce la quagliata. Dopo la quagliata si gira e nasce la tuma. La tuma si ci tira la lacciata e si mette in questa pegnata per fare la ricotta.
Ora stiamo facendo la ricotta e dobbiamo darla alla gente con l'augurio che l'apprezzano e vanno avanti queste tradizioni. Un'altra cosa, che tutti i signori di competenza che capissero questa buona riuscita e far venire avanti, perché sta morendo questa tradizione. È morta la tradizione, no? Che sta morendo, è morta. Eventi come quello che organizza qui il Comune di Santo Stefano servono a farla risorgere la tradizione. La gente come si deve fare il valore del nostro territorio, al sindaco e a tutte le persone che siamo a fianco a lui per dimostrare come si fa la tradizione antica, antichissima, di 2000 anni. No? Ora che non si sa più come è la ricotta, come è il tomazzo, come è il cascavallo, non si sa più. Ora si taglia solo dal supermercato e non si sa da dove viene. E i prodotti, quelli giusti, non vanno più apprezzati. Oggi è presente Fabio Potenziano della Nazionale Italiana Cuochi Detto Fatto di Rai 2, la sua presenza qui cosa ci preparerà, quanto è importante essere presente intanto a queste manifestazioni? Io sono un siciliano innamorato della propria terra, che non è scontato. Per me, quando la terra chiama, io rispondo assolutamente. Sono appena arrivato e ho visto che ci sono fiumi di gente e percepisco già nell'aria che quello che è stato fatto con la testa e con la voglia di fare. Quindi questa manifestazione già darà i suoi buoni frutti, si vende da sola. Il mio intervento in cosa avverterà? Io realizzerò 3 piatti con i prodotti lattiero-caseari. Stanno sempre in giro, perché sono palermitano, però giro l'Italia, mi occupo di formazione, consulenze, eventi. Avete appena detto che faccio parte della Nazionale Italiana Cuochi e da 3 anni del programma di Rai 2 Detto Fatto, dove con orgoglio rappresento la mia terra. Tutte queste esperienze mi portano poi ad elaborare dei piatti dove di base rimane la tradizione, però con un occhio, con un po' di tecnica e con un po', se vogliamo, quell'effetto wow che ci aspettiamo al ristorante. Da un piccolo anticipo, ritorniamo alla tradizione, quella che è la frittata con la ricotta che si faceva in casa. Io farò un uovo strapazzato con la ricotta, ma aggiungerò delle alghe di mare, dei ricci di mare e lo servirò dentro mezzo riccio. Ecco dove sta poi il connubio anche tra l'entroterra della Sicilia e le zone costiere e utilizzare una grande materia prima, perché qua questa è terra sicuramente di grandissimi prodotti, non solo di formaggi, ma oggi i prodotti lattiero-caseari la fanno da padrona. Quindi ci saranno altri 2 piatti, una spuma di caciocavallo con insalatina di tutte le erbe spontanee e dei tortelli agli agrumi con un ripieno di ricotta e anche qui del pesce, quindi metterò dei gamberi rossi di Mazzara, quindi ci sarà un po' da fare. Quanto è importante portare avanti questo messaggio enogastronomico, la Sicilia insomma è sempre, resta leader, no? Anche nella cucina nazionale. La Sicilia è un microcontinente, dalle coste alla parte centrale non ci manca assolutamente nulla. Da un po' di anni c'è questa sinergia, si stanno creando queste sinergie tra chef, cuochi, chiamati come volete, non cambia assolutamente nulla, e allevatori, coltivatori, produttori, per creare appunto queste sinergie che fanno conoscere la Sicilia bella e che portano nelle tavole quello che è la qualità. Oggi la differenza in un piatto, sicuramente la tecnica, la tecnologia, il piatto deve essere il bello, il servizio deve essere accurato, ma la differenza fa la materia prima. Quindi partendo da una ricotta eccezionale, da un formaggio eccezionale, bisogna soltanto, come dire, esaltare e fare in modo che questo formaggio, questa ricotta arrivi a tavola per come deve essere, quindi rispettando i suoi profumi, i suoi sapori e tutto quanto. Quindi il lavoro di noi chef è quello di trattare al meglio e rispettare quello che hanno fatto prima di noi, produttori, coltivatori e quant'altro. L'Istituto Pirandello di Bivona, indirizzo enogastronomico, non poteva non mancare a questo appuntamento qui a Santo Stefano di Quisquina al CIS Festival, ma vediamo fattivamente cosa hanno preparato gli alunni e cosa stanno offrendo ai tanti degustatori del posto. Allora, noi abbiamo proposto come piatto una crepe al cioccolato con una crema di ricotta, poi abbiamo proposto del formaggio fritto, è un cannolo di formaggio fritto, in più c'è formaggio pecorino e pera.
Tutto questo è stato preparato giustamente dai colleghi di cucina dell'Istituto Pirandello, il professore Barbera con il professore Chianetta, grazie giustamente alla preside. La scuola esce dal territorio, non poteva essere presente la dirigente scolastica Giovanna Bubello, che ci fa un po' un bilancio di questa sua presenza qui e degli alunni dell'Enogastronomico Alberghiero. Siamo presenti con tutti gli indirizzi a questo evento molto importante, perché è un momento significativo di valorizzazione del nostro territorio e di valorizzazione anche dei prodotti enogastronomici del territorio. Noi ci siamo qua anche con Impresa in Azione, perché i nostri ragazzi quest'anno hanno sperimentato una crema di alloro che è stata realizzata proprio nell'ambito del progetto di realizzare un'azienda vera e propria che avrà una durata di 1 anno, e quindi il prodotto finito che noi stiamo offrendo al territorio è un prodotto realizzato dai nostri ragazzi. Inoltre partecipiamo anche con dei biscotti che sono realizzati con il frumento antico, ecco, con farine antiche, che sono quelle tipiche del nostro territorio, che ci ha fornito l'azienda Lima Mancuso e quindi la facoltà degli studi dell'Università di Palermo, e sono stati realizzati questi biscottini che all'interno contengono non soltanto queste farine antiche che hanno un gusto particolare, ma anche delle ricette, diciamo, hanno realizzato delle ricette utilizzando le mandorle, utilizzando altri prodotti del territorio, canditi realizzati dai nostri alunni e utilizzati per la preparazione di questo biscotto, che è un biscotto veramente eccezionale. Noi gestisco insieme alla mia famiglia un'azienda agricola zootecnica a conduzione familiare. Alleviamo bovini da latte e soprattutto abbiamo delle frisone italiane, che appunto è una razza vocata per la produzione di latte, e da sempre qui, diciamo, nel nostro paese, essendo quindi un paese lattiero caseario, diciamo, è stato uno dei paesi vocati nella produzione appunto del formaggio, della ricotta, quindi dei prodotti lattiero caseari, ma ultimamente, a causa, diciamo, di normative burocratiche e quindi delle varie normative ASL, molti allevatori sia di ovini che di bovini hanno optato per la vendita del latte, anche se ultimamente molti stanno ritentando nella chiusura di filiera e quindi di valorizzare di nuovo la trasformazione. E noi invece di agire, diciamo, per chiudere la filiera, invece di agire sulla trasformazione, abbiamo deciso di installare un distributore automatico di latte fresco. Praticamente questo distributore ci permette quindi di chiudere la filiera, perché noi abbiamo un latte munto in giornata e giornalmente quindi andiamo a ricaricare questa macchinetta, che è sita in una piazza del nostro paese, e garantiamo quindi un latte fresco, quindi di giornata, alla nostra cittadinanza. Comunque è messo in un posto strategico, perché è in un posto accanto a una strada statale, dove appunto c'è un veicolare abbastanza elevato di persone, e quindi è accessibile, diciamo, anche ai paesi limitrofi. E questo latte lo garantiamo perché sicuramente è un latte dove non vi sono conservanti, dove non c'è nessun trattamento, e quindi è un latte così come la mucca lo ha fatto. Infatti proprio il nostro punto di forza è agire sulla qualità, quindi sulla qualità e soprattutto sulla tracciabilità, quindi sulla provenienza di questo latte. La trasparenza quindi è massima, infatti oggi qui abbiamo deciso appunto di portare dei piccoli vitellini proprio per far vedere alla gente, per far toccare con mano quindi la provenienza del nostro latte. Ci troviamo abbastanza bene, diciamo che la gente risponde bene, e nonostante, diciamo, gli abitanti, diciamo, non siamo un paese, diciamo, con un elevato numero di abitanti, però, diciamo, ha avuto un ottimo risultato nel nostro territorio. Parliamo un po' dell'attività che svolge qui la Proloco a Santo Stefano, ma anche del progetto che sta organizzando per il futuro. Allora, la Proloco di Santo Stefano Quisquina innanzitutto si occupa di accoglienza turistica, sia qua a Santo Stefano Quisquina che anche all'Eremo, nel nostro santuario. I progetti futuri sono che la Proloco finalmente abbiamo ottenuto il riconoscimento di essere iscritti all'albo nazionale della legge numero 383 del 2000, quindi ci siamo trasformati in APS, cioè Associazione di Promozione anche Sociale. Questo che vuol dire? Vuol dire che avremo tanti vantaggi, fra i quali per esempio il 5 per 1000.
E poi la Proloco, a parte l'accoglienza turistica, si occupa pure di portare i turisti in giro in visita per i monumenti del nostro paese, soprattutto anche per far conoscere la cultura, l'arte e le tradizioni. Nella giornata precedente, il sabato, in piazza Giordano Anzalone anche il workshop il PSR Sicilia 2014-2020, giovani e imprese, agricoltura e turismo, il ruolo degli istituti di credito a sostegno delle iniziative progettuali a cura del GAL Sicani, distretto rurale di qualità. Salvatore Sanzeri, presidente del GAL Sicani, oggi qui a Santo Stefano per presentare la nuova programmazione del PSR. Si presenta alla città, si presenta agli operatori del settore. Ecco, quali consigli dare e cosa prevede il nuovo PSR? Beh, stiamo, come dire, valorizzando, ma stiamo onorando questa sagra del formaggio che è la 18ª edizione, che è stata sempre ben organizzata e che serve a mettere in luce i buoni prodotti del luogo, il formaggio appunto innanzitutto. Per quanto riguarda il GAL Sicani, noi usciamo da una programmazione, da un'attività che ci ha reso e ci rende orgogliosi. Siamo riusciti a spendere tutti e bene le risorse finanziarie che ci avevano dato, siamo stati in grado di dirigere, di fare in modo che 30 nuove aziende venissero alla luce e quindi almeno 30 posti di lavoro. Siamo stati in grado di finanziare progetti che riguardavano le associazioni per la valorizzazione del turismo rurale e i comuni che hanno messo in rete le emergenze ambientali, le emergenze culturali che hanno. Noi riteniamo che la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione per il turismo ambientale del nostro ambiente, la formazione e la messa nel circuito del lavoro di altre nuove start-up sarà il nostro obiettivo maggiore. E in questo senso la programmazione stiamo mettendo su la strategia e il nuovo progetto, lo stiamo confrontando con tutti i sindaci per poi arrivare ad una riunione plenaria in cui tireremo le somme e in cui proprio faremo la stesura materiale e formale del progetto per il prossimo dal 2014 al 2016. È importante per la crescita soprattutto delle aree interne ma dell'intera Sicilia, un'opportunità vera di sviluppo produttivo, dobbiamo valorizzare le nostre risorse naturali, la nostra agricoltura, il nostro turismo, il turismo enogastronomico, la nostra cultura, le nostre risorse ambientali, possiamo davvero mettere una marcia in più e farlo proprio a partire da questo strumento straordinario che può essere il PSR, di cui devono essere protagonisti i sindaci, le amministrazioni locali, tutti coloro che possono davvero contribuire ad una svolta produttiva per la crescita occupazionale del territorio. Ma si apre ufficialmente la campagna di progettazione dinamica partecipata del GAL. Il GAL raccoglie idee per implementare la strategia di sviluppo per la nuova programmazione. Saremo presenti in tutti e 30 i comuni del nostro partenariato. Questo è uno dei primi incontri. In questo evento straordinario per i Montesicani, che è la sagra del formaggio, il prodotto d'eccellenza del nostro comprensorio. Siamo qui oggi per parlare del PSR, per parlare alle imprese, per parlare ai giovani, per parlare alle associazioni, per parlare agli enti pubblici e siamo qui per analizzare tutte le opportunità. Sì, la nostra è la banca del territorio e quindi come banca del territorio non può che essere presente e svolgere un ruolo insomma, di sostegno attivo. Il consiglio che possiamo dare a tutti coloro che si vogliono apprestare per la prima volta o anche già per la seconda o terza volta, perché ci sono delle persone che ormai hanno sviluppato la capacità di fare tesoro di questi strumenti del PSR per crescere, per avviare nuove iniziative. Il consiglio è quello di interagire con tutte le istituzioni, quindi sia quelle pubbliche ma anche con la banca che eventualmente, essendo banca del territorio, può intervenire per dare un concreto supporto nelle iniziative che si vogliono avviare. Sindaco, si presenta oggi il nuovo PSR qui a Santo Stefano, diceva lei nel suo intervento, una misura sicuramente importante per lo sviluppo del territorio.
una misura importante, una misura strategica per le nostre attività agricole e zootecniche. Noi abbiamo voluto con forza organizzare questo incontro propedeutico alla Sagra del Formaggio, perché come ho detto nell'intervento la Sagra non vuole essere soltanto un momento di festa, di degustazione, vuole essere anche un momento di riflessione. Noi abbiamo un'area marginale, noi abbiamo un'area interna veramente che scotta alcune criticità, la viabilità su tutta, la viabilità rurale, e quindi oggi dobbiamo intercettare questi fondi europei perché è necessario e strategico oggi più che mai per le nostre attività agricole e zootecniche. È importante per il territorio una misura come il PSR? È rilevante, è rilevantissima la misura del PSR, perché diciamo, il PSR oggi più che mai si pone come uno strumento straordinario per intercettare i fondi europei. Naturalmente noi ci auspichiamo che anche in sinergia con il GAL, il Distretto Rurale di Qualità, con cui noi diciamo, ci interfacciamo quotidianamente, possiamo essere diciamo, da promotori verso le nostre aziende, le nostre attività che oggi aspettano questa misura come una mano dal cielo. Io ritengo che questo sia un treno che non possiamo perdere per intercettare questi fondi e per poter veicolare le nostre aziende verso l'innovazione agricola, zootecnica e oserei dire per quanto ci riguarda turistica, perché noi scommettiamo sul turismo relazionale e sul turismo religioso e naturalmente sono tutte cose che sono collegate fra di loro.